Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con A Voi la Linea per approfondire i temi del giorno. Partiamo dall'economia e dal calo di fatturato del 50% nei pubblici esercizi, ristoranti e negozi dall'inizio dell'anno. Aggravare la situazione anche il Green Pass. Notizie pure da Bennett, confermato il passaggio di proprietà ad una società veneta. Ci racconta tutto da Udine Isabella Gregoratto. Piccoli esercizi pubblici della città di Udine sono in sofferenza, ma sono in sofferenza anche i ristoranti. Si parla addirittura di un calo del lavoro di almeno il 50% dall'inizio dell'anno. Ne parliamo con Diego Marini della Fisascat CISL, una situazione che sta preoccupando, infatti continuate a ricevere segnalazioni. Il Green Pass sta peggiorando ulteriormente la situazione. Certo, da quando con l'entrata del nuovo DPCM, quindi dal 10 di gennaio, dove c'è bisogno di avere il Green Pass rafforzato, quindi alla fine essere vaccinati, questo sta penalizzando soprattutto i pubblici esercizi, bar, ristoranti, che anche all'aperto devono richiedere il Green Pass rafforzato. Questo sta provocando notevoli disagi sotto forma di fatturato, tant'è vero che stiamo assistendo, almeno alle voci che ci raccontano, al 50% di clienti che non vengono a prendere nemmeno un caffè. Ecco, e la problematica si sta allargando anche ai negozi? Sì, la problematica riguarda anche i negozi che in qualche modo anche loro rispetto a questa pandemia stanno subendo notevoli contagi, quindi molti lavoratori sono assenti sia per quarantena o per positività. Un'altra problematica che vi segnalano sempre dai pubblici esercizi è il fatto che devono avere del personale che deve controllare, oppure uno che gestisce da solo un bar, come fa a controllare anche chi è seduto al di fuori, a vedere se effettivamente ha il permesso, insomma, di poterlo fare. Certo, quindi in aziende strutturate è più facile avere una persona dedicata al controllo del Green Pass. Nelle piccole aziende, soprattutto a conduzione familiare, prendere una persona che sia dedicata al controllo diventa molto difficile, se quasi impossibile. E in questi giorni approfittiamo appunto di avere il segretario appunto della Fisascat CISL con noi per parlare, per dare conferma a delle voci che già stanno girando da qualche tempo. La situazione del Bennett, avete avuto l'ufficialità quindi del Bennett che ci sarà un cambio di mano? Sì, abbiamo avuto un passaggio di mano. Certo, erano voci che giravano già di diverso tempo, quindi siamo stati contattati e ci hanno confermato il passaggio, l'acquisizione da parte di un gruppo veneto che subentrerà nei primi mesi di quest'anno, prenderà in carico tutti i lavoratori. È un gruppo abbastanza strutturato che arriverà, questo per la riorganizzazione interna della Bennett, che preferisce non dislocare più all'esterno, bensì riguardo alla logistica ottimizzarla e quindi rimanere sull'area del milanese. Ecco, quindi sappiamo già il nome di questo gruppo veneto che subentrerà? Dovrebbe essere Ipertosano, che attualmente è un gruppo veneto, ha circa 16 punti vendita con 3.500 dipendenti. Attualmente al Bennett quanti posti di lavoro possono essere salvaguardati? Verranno salvaguardati tutti i posti di lavoro, quindi ci sarà un passaggio diretto e immediato, l'articolo 2112, dove verrà salvaguardato tutto, a partire dal TFR fino a ferie, permessi e tutto quanto. Bene, ringraziamo il segretario Fisascat CISL Diego Marini, grazie per la disponibilità, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella, ed ora i dati della pandemia piuttosto preoccupanti nel Pordenonese, dove si registra la maggiore incidenza in regione di casi Covid, tra aumento dei contagi, reparti ospedalieri saturi e interventi chirurgici che saltano. C'è timore per la tenuta del sistema sanitario. Sentiamo le parole di Massimo Crappis, responsabile del Dipartimento di Malattie Infettive dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. La situazione non è buona. Non è buona per vari motivi. Da un lato credo che sia, mi sembra sotto gli occhi di tutti, che il numero di contagi sta spropositatamente aumentando, colpa della elevatissima diffusibilità della variante Omicron. In realtà a questo si associa una situazione a livello intraospedaliero
molto vicina alla saturazione, di fatto satura nei reparti Covid, ma purtroppo anche per quella che è l'attività non Covid. Purtroppo l'attività chirurgica è fortemente ridotta, perché se no non si riesce a recuperare personale per poter sostenere il lavoro da fare. La situazione è complicata perché siamo vicini a quella che possiamo chiamare come la tempesta perfetta. Siamo in una fase molto critica. Non voglio sembrare troppo pessimista, ma in realtà, ripeto, stiamo parlando ai realtisti, e quindi parliamo di realtà. Altissima incidenza vuol dire comunque un alto numero di ricoveri, prevalentemente dei non vaccinati per quanto riguarda la gravità clinica, sicuramente, con una sproporzione importantissima. Mi pare che ci sono numeri che lo dimostrino a qualsiasi livello, quindi oltre qualsiasi negazione della realtà e dell'evidenza, ma ci sono comunque anche dei vaccinati che, soprattutto quelli da più di 4-5 mesi vaccinati senza dose booster, che comunque hanno una forma medio-grave, ma soprattutto media più che grave, ma associata a delle altre comorbosità, li portano a essere ricoverati in ospedale. In ospedale devono essere ricoverati in reparti dedicati. A tutto questo, l'elevata diffusibilità della variante Omicron fa sì che il personale sanitario sta cominciando a riammalarsi, per fortuna con delle sintomatologie molto blande, ma purtroppo, come sappiamo, la positività vuol dire non poter lavorare, come minimo per 7 giorni, 7-10 giorni. Adesso finalmente le regole sono cambiate, quindi basta un antigenico negativo per la liberalizzazione, diciamo così. Finalmente arriviamo vicini a quella che è un'appropriatezza diagnostica, ma vuol dire che in questa fase così importante abbiamo meno forze da poter mettere in campo. Tanti numeri, meno forze da poter mettere in campo. Che cosa unisce queste due criticità? Una stanchezza estrema che arriva di fatto allo sfibramento, soprattutto di tipo nervoso, ma anche di tipo fisico, del personale sanitario. Ecco perché la definisco una situazione vicina alla tempesta perfetta. Per cui vi chiedo di riflettere che avremo 2 mesi molto difficili, 2 mesi, diciamo, presuntivamente, vista la velocità di diffusione della variante e poi gli eventuali, diciamo così, tempi di ospedalizzazione. 2 mesi molto difficili, e non è detto che il sistema sanitario sopravviva a questo. E per sistema sanitario non intendo gli infettivologi con il Covid, intendo tutto il sistema sanitario nei confronti di tutte le problematiche che chiunque di noi può avere, Covid correlate, ma anche e soprattutto Covid non correlate. Non so se siamo stati chiari quando ho detto che l'attività chirurgica è fortemente ridotta e limitata alle urgenze. Vuol dire che molte patologie di tipo tumorale subiranno dei ritardi nel trattamento. Quindi pensiamoci tutti. Cerchiamo di avere i comportamenti più responsabili possibili, in particolare la vaccinazione. Chi ancora non si è vaccinato, assolutamente esorto a vaccinarsi, diventa una cosa molto importante per riuscire a uscire da questa crisi. Mi raccomando, se ci sono sembrati duri questi ultimi 2 anni, sappiate che i prossimi 2 mesi saranno i più duri in assoluto. Ed ora ritorniamo in diretta con la nostra Isabella Gregorato, che si trova a Udine, in particolare da Palazzo d'Aronco, e sta seguendo per noi i lavori della Giunta Comunale. A te la linea, buongiorno. Buongiorno Alexis, mi trovo qui a Palazzo d'Aronco. Oggi non c'è stata conferenza stampa, c'è stata al termine della consueta riunione di giunta una giunta piuttosto ristretta, mancavano alcune persone, non per malattia, specifichiamo, e comunque sono state affrontate alcune tematiche che riguardano la cultura, interventi
per iniziative qui sul territorio come su via Vittorio Veneto, e si è parlato in modo particolare del recupero del mulino di Viale Volontari della Libertà, un mulino storico. Ne parliamo con il vice sindaco Loris Michelini, lo vediamo qui nelle immagini, vediamo se si riesce a mostrare, perché adesso chiaramente il mulino è nascosto, ci sono delle abitazioni, comunque c'è ancora, è ancora visibile. Voi intendete renderlo, praticamente riportarlo agli antichi splendori? Questo mulino, sì, è vero, era molto frequentato a suo tempo, e quindi noi intendiamo recuperare il manufatto, le due ruote, una in metallo e una in legno, proprio perché ricreare quell'atmosfera che c'era un tempo. Non si capisce perché è rimasto fermo così questo bel manufatto per tantissimi anni, no? Però oggi come oggi l'intenzione dell'amministrazione è quello di poterlo riportare, non dico i splendori iniziali che era del 1800, però insomma rimetterlo in sesto e poterlo farlo anche vedere appunto a chi abita in zona, ma soprattutto anche agli studenti, a chi si ferma con la bicicletta, perché lì c'è il passaggio della ciclabile, essendo il corso d'acqua abbastanza importante, perché voi sapete che Udine, per esempio, la nostra amministrazione, essendo Udine città dell'acqua, con tutte le rogge, sta recuperando un po' alla volta tutti questi tratti che sono caratteristici. E questa amministrazione ha ritenuto opportuno, credo che sia da tempo che veniva chiesto di sistemare questo manufatto, questo mulino. Una spesa? Il mulino, diciamo, il progetto di fattibilità prevede una spesa complessiva sui 115.000 euro, però noi abbiamo 85 già pronti e gli altri li metteremo in seguito. Però di lavori sono 82.000 euro, quindi andranno a gara e verrà realizzato entro quest'anno sicuramente, perché noi adesso andremo ad approvare quello definitivo esecutivo, poi ci saranno 4 mesi circa ipotizzati di lavoro, e poi alla fine con la sovrintendenza che ci siamo messi d'accordo, in qualche maniera relazionato, adesso vediamo gli ultimi risultati della tipologia del materiale, chiudiamo la vicenda. Ecco, quindi a breve cominceranno i lavori. Io approfitterei del fatto che ci ha raggiunti anche il sindaco di Udine Pietro Fontanini, perché nel corso della riunione di giunta di oggi si è parlato anche di attività culturali, di iniziative, di nuove possibilità di accesso a fondi regionali. Sì, si tratta del bando, di tanti bandi che la Regione sta predisponendo. Molte associazioni culturali ci hanno chiesto il partnership, questo aiuta ad aumentare i punteggi e avere poi da parte della Regione magari il finanziamento del progetto che hanno presentato queste associazioni. Abbiamo aderito a un gruppo di associazioni che riteniamo le più qualificanti per quanto riguarda anche una sinergia con il Comune, per quanto riguarda i progetti culturali per quest'anno, il 2022. Sì, quindi in cantiere tante iniziative e poi una grande risposta anche per quanto riguarda le associazioni sul territorio e praticamente anche la volontà dei privati. Sì, innanzitutto le associazioni riteniamo che siano qualificanti per il progetto culturale che esprimono. Ad esempio il Teatro Stabile Lenghe Furlane, che è una cosa a cui abbiamo partecipato attivamente per la sua istituzione, è uno dei nostri partner per questo 2022. Ricordo che il Teatro Stabile sta organizzando uno spettacolo dedicato a Pasolini, perché quest'anno cadono i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, che è stato un grande autonomista e un grande friulanista, un uomo che ha scritto poesie eccezionali nella lingua friulana, e il Teatro Stabile in Lenghe Furlane vuole ricordarlo a modo loro, insomma, e ci ha chiesto una partnership ad esempio su questo progetto che noi abbiamo concesso volentieri. Ecco, un'ultima cosa, approfittiamo appunto di averla qui anche per chiederle com'è la situazione, come sta evolvendo in città. Ci siamo sentiti nei giorni scorsi, ci siamo visti nei giorni scorsi, situazione Covid in peggioramento, anche e qui a livello comunale, un po' in zona, quali notizie riceve? Ma purtroppo la situazione, il contagio è in aumento. I casi non sono gravi perché per fortuna i decessi sono molto limitati e anche i ricoveri in terapia intensiva, però tante persone sono colpite dal coronavirus.
anche come giunta, abbiamo alcuni casi dipendenti, abbiamo un certo numero di persone che sono a casa perché colpite da questo, però si va avanti, bisogna andare avanti, bisogna avere fiducia, anche perché si supera questa malattia con, come dicevo, con conseguenze molto limitate rispetto a un anno fa, quando non avevamo il vaccino e le persone non potevano vaccinarsi. Adesso possiamo vaccinarsi, quindi possiamo fronteggiarla in maniera molto più serena rispetto a prima. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini. Qui da Palazzo Daronco è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregorato per questo collegamento in diretta da Udine. Piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Bentornati in diretta da voi la linea, la cronaca con un violento incendio che ha distrutto una grande casa disabitata a Rivis di Sedegliano. L'allarme è scattato alle 5:30 e sono intervenuti 12 mezzi dei Vigili del Fuoco da Udine e da Pordenone. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. Ci aggiorna in diretta Paola Trepo che si trova sul posto. A te. Sì, eccoci, siamo a Rivis di Sedegliano, dove questa mattina presto, intorno alle 5:30, è scoppiato l'allarme per un incendio che è divampato in un'abitazione in quel momento non abitata. Si tratta di una casa in linea in sasso, appunto tipica, tradizionale come architettura di questa zona del Friuli. Sul posto sono intervenute immediatamente numerose squadre dei Vigili del Fuoco, 9 provenienti dal comando di Udine, 3 provenienti dal comando di Pordenone, a supporto anche i Vigili del Fuoco volontari di Codroi, poi i Vigili del Fuoco volontari di San Daniele del Friuli. Anche il sindaco Dino Giacomuzzi si è subito portato sul posto. Ecco, vedete, la casa è andata completamente distrutta nella parte soprattutto del tetto. L'obiettivo dei Vigili del Fuoco, arrivati così numerosi, era quello primo di spegnere l'incendio di questa casa, ma soprattutto quello di salvare le altre abitazioni. Nei casi di incendio di abitazioni in linea, ce ne sono tante nel nostro Friuli, il rischio è quello che le fiamme possano estendersi anche alle abitazioni vicine. Di fatto i Vigili del Fuoco per prima cosa hanno areato, aprendo le finestre, la casa contigua abitata da una famiglia che è stata fatta uscire. Nessuno è rimasto ferito. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. Sul posto ci sono le squadre di e-distribuzione per quanto riguarda la corrente, gli operai comunali per quanto riguarda la chiusura della strada hanno anche distribuito una grande quantità di sale sulla carreggiata, perché con il freddo poteva esserci il rischio di ghiaccio sulla carreggiata, e poi FVG Strade all'inizio, all'ingresso della via. Ecco, l'abitazione è inagibile, si tratta di una casa tipica di proprietà privata. Ecco, i Vigili del Fuoco hanno, vedete, eliminato la parte delle tegole, però la struttura dovrà essere ancora oggetto di operazioni di messa in sicurezza in questo momento. Ecco, vediamo che si sta operando per staccare l'elettricità, i cavi che collegano da una parte all'altra della strada le abitazioni per la fornitura della corrente elettrica. Sul posto, come dicevo prima, il sindaco Dino Giacomuzzi insieme agli operai comunali, insomma la protezione civile anche di Sedegliano, tutti uniti, insomma una squadra molto importante anche a livello numerico per appunto mettere in sicurezza questa area di Rivis di Sedegliano. Le operazioni continueranno ancora per molte ore. Allora, qui da Sedegliano è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Paola Trepo per questo aggiornamento in diretta assieme a Paolo Bassi da Rivis di Sedegliano. Ed ora andiamo a Piancavallo. Primo bilancio invernale buono per quanto riguarda la località turistica di Aviano, che sta conoscendo un momento di forte crescita. Allora sentiamo le parole dell'assessore Danilo Signore. Il bilancio 2021 possiamo dire al momento è un bilancio veramente soddisfacente. Piste strapiene, ma anche la stazione turistica, alberghi e altro con il massimo della capienza
per cui possiamo solo che dire un bilancio eccezionale. Dal punto di vista degli investimenti dell'amministrazione comunale ci sono stati notevoli investimenti, ma investimenti anche in immagine del Piancavallo, quello che probabilmente è mancato un po' di anni fa, per cui abbiamo dato sia la sostanza, ma l'abbiamo anche come dire, evidenziata questa sostanza. Adesso ci sarà tutta una serie di avvio di ulteriori manutenzioni stradali, per cui il Piancavallo, dopo 30 anni di carenza in questo, negli ultimi 4 anni è partito alla grande e si vedono i risultati. Per quanto riguarda il turismo vero e proprio, Piancavallo è a misura d'uomo, è una località tra le prime in tutto il Triveneto, è la prima, io credo, in Friuli per quanto riguarda il combinato, quindi un'area eccezionale, una località che è a misura d'uomo, quindi consente veramente il massimo per le famiglie, per lo sportivo, è un mix di cose che veramente la portano come località tra le prime, come dicevo, del Triveneto. Il 2022 sarà a mio avviso un anno di conferme, dovrà essere assolutamente un anno di conferme, quindi noi andremo nel programmare adesso la stagione estiva 2022, quella invernale successivamente 2022-2023, con tutta una serie di eventi per quanto riguarda la parte culturale, sportiva e altro, e quelle che poi saranno le novità del 2022, quindi partiremo con una manutenzione straordinaria della strada Piancavallo-Barcis, che speriamo possa consentire la riapertura della strada tutto l'anno. È chiaro che tutto questo deve avvenire in sicurezza perché è una strada molto delicata, per cui ci deve essere la massima convinzione di una manutenzione costante e veramente efficace ed efficiente come intervento, però l'obiettivo è quello appunto di consentire questa possibilità al turista che da Piancavallo va verso la località di Barcis e tutta la vallata, e viceversa dalla vallata viene in altura, quindi in Piancavallo. Questo è uno degli obiettivi dal punto di vista turistico che sicuramente riusciremo ad ottenere. Per quanto riguarda invece i rapporti con Promoturismo, con tutti gli enti a partire dalla Regione, avremo tra non molto la presenza, si spera, del massimo vertice regionale turistico che è l'assessore Bini, avremo la presenza ovviamente dei vertici di Promoturismo con i quali metteremo in piedi quello che sarà poi il programma vero e proprio del 2022, mettendo in chiaro ovviamente una cosa: Piancavallo e Aviano, Aviano e Piancavallo, quindi Promoturismo ovviamente ne terrà conto, ne deve tener conto e ne sta tenendo conto, perché siamo stati molto determinati anche in questo, ed è una cosa che ovviamente ci fa piacere, questa stretta collaborazione e sinergia con l'ente e ovviamente con la Regione e con l'assessorato al turismo, visti gli ottimi rapporti che abbiamo, e questo ha prodotto anche tutta una serie di queste novità eccellenti che ci sono state. Speriamo anche di aprire un ulteriore posto, un ulteriore parcheggio, sperando che non porti di nuovo a polemiche come è stato per quello che abbiamo ampliato, che però è servito e lo ha dimostrato in questo periodo, quindi la possibilità di trovare uno spazio dove poter fare altri 150-200 posti macchina per questi automobilisti che arrivano in quota. E con queste belle immagini di Piancavallo chiudiamo la trasmissione, ma vi ricordo l'appuntamento con l'informazione alle 16:30. Buona giornata.